la Sardegna. E siamo in attesa di conoscere tutti gli imprenditori sardi legati al mondo dei trasporti, magari consorziati, che vogliono partecipare a questa iniziativa, a questa sfida imprenditoriale, di farci noi responsabili anche del superamento, dell'isolamento, della necessità di trasportare merci e persone fuori dalla Sardegna ogni giorno. E allora la Sardegna ha bisogno di buona politica e le assicuro che la politica non è nel palazzo, la politica è per strada, la politica è in mezzo alla gente. E facciamo male a continuare a richiamare al palazzo e facciamo male a continuare a dividere il mondo tra politici e imprenditori, perché ci sono politici che hanno la stessa forza, la stessa passione e la stessa buona volontà degli imprenditori. E ci sono imprenditori che sono più legati alla politica di quanto non siano i politici stessi. E allora non dividiamo per classi sociali, che non ci interessa. Dividiamoci, cerchiamo di stare assieme e di unirci tutti come persone di buona volontà, dove ognuno mette la sua parte, il suo coraggio, la sua competenza, la sua passione, anche la sua generosità, anche la sua volontà di fare, al di là del mero ritorno personale di oggi o di domani. E allora forse faremo una fiera migliore, faremo una fiera dove esporremo meno i prodotti degli altri ed esporremo di più i prodotti nostri. Faremo una fiera dove non vedremo solamente le tecnologie degli altri, ma esporremo le tecnologie nostre. Faremo una fiera che non guarda a noi stessi, ma che si rivolge soprattutto agli altri. Volevo ricordare che per quelle fiere che si rivolgono non ai nostri paesi, ma che si rivolgono agli altri, possibilmente fuori dall'Italia, questa regione l'anno scorso ha avviato il TTI, che è la fiera del turismo in Sardegna. L'ha avviato in sordina, l'ha avviato con quello che ha saputo fare. Quest'anno lo fa meglio, credo con una maggior partecipazione anche dell'intero mondo dell'industria turistica sarda. Ma è una di quelle fiere che cerca i visitatori fuori dall'Italia, li cerca fuori dall'Europa. E la regione li ha portati qui l'anno scorso e di più ne porterà quest'anno. L'anno scorso abbiamo parlato, ne ha parlato anche lei, Presidente, del Mediterraneo, della necessità che questa Cagliari, che questa fiera guardi al Mediterraneo. Non è stato ricordato oggi, è stata ricordata la necessità che la regione guardi all'Europa e guardi al Mediterraneo. Beh, questa regione non solo guarda all'Europa, ma è guardata dall'Europa ed è guardata anche con qualche rispetto, tant'è che per la prima volta l'Europa ha assegnato al governo di questa regione la responsabilità delle politiche di partenariato nel Mediterraneo. Ed è a Cagliari, non è altrove, non è in Francia, non è in Sicilia, non è in Liguria, non è altrove che l'agenzia, che il governo dei 200 milioni di euro che l'Unione Europea nel suo complesso investe nelle politiche di partenariato mediterraneo, è a Cagliari che quel governo viene situato ed è nella responsabilità della nostra regione. Quindi noi non solo guardiamo nel Mediterraneo, ma ci guardiamo con titolo, avendo la responsabilità noi di coordinare gli interventi dei paesi frontalieri nel Mediterraneo che meritano di essere aiutati dall'Unione Europea. Siamo noi che attiviamo questi progetti, siamo noi che li valutiamo, siamo noi che li presentiamo perché siano finanziati dall'Unione Europea e siamo noi che alla fine facciamo la decisione finale. Quindi Cagliari guarda all'Unione Europea e l'Unione Europea guarda a Cagliari con rispetto. E sarà a Cagliari che questi paesi del Mediterraneo verranno ad incontrarsi per parlare di politiche europee e di politiche di partenariato mediterraneo. E allora facciamo in modo che quando vengano non trovino solamente la politica, trovino anche il mondo delle imprese e il mondo delle imprese abbia la capacità di acchiappare al volo queste opportunità. Vorrei lasciarvi con un'ultima notizia di un qualche interesse. L'avrei voluta dire separatamente al sindaco di Cagliari, ma gliela dico ora, insieme a voi. Il governo italiano istituisce una specie di Davos del Mediterraneo, cioè un luogo in cui la politica mediterranea dell'Italia abbia un momento di confronto importante con tutti i responsabili mediterranei. Bene, io credo che
Non è ancora ufficiale, ma abbiamo un'altissima possibilità che la Davos del Mediterraneo sia a Cagliari. E per la prima volta i ministri d'Italia verranno a Cagliari a incontrare i capi di Stato e di governo dei paesi del Mediterraneo. Ed è forse perché ci stiamo muovendo e guardiamo agli altri, e forse anche perché gli altri guardano con un qualche rispetto a noi che accade. E non accade semplicemente per le lamentele fatte nell'ennesimo convegno che ci facciamo tra di noi. Detto questo, nelle prossime settimane ci sarà da concludere la programmazione di 10 miliardi e mezzo di euro, che riguarda i soldi che questa amministrazione regionale, credo, ha saputo negoziare sia con l'Unione Europea sia col governo dello Stato. Mentre usciva dall'obiettivo 1 è riuscita a negoziare una quantità di investimenti non inferiori ma addirittura maggiori. Abbiamo per questo settennio 2007-2013 la maggior quantità di risorse che sia mai stata investita nella nostra regione. Abbiamo una cosa però da fare. Mentre ci sono più soldi, purtroppo alla regione ci siamo sempre noi. Siamo gli stessi che negli ultimi 13 anni hanno speso una montagna di soldi, ma non hanno spostato l'economia della nostra regione, non l'hanno spostata in avanti. Non l'hanno spostata in avanti come modello di sviluppo, non l'hanno spostata in avanti come qualità della scuola, come qualità della ricerca, come qualità dell'innovazione. Al di là delle parole che ci diciamo, non l'abbiamo spostata in avanti. Adesso abbiamo altri 7 anni con delle risorse importanti. Ci siamo sempre noi, che forse è meglio che non ci dividiamo tra quelli che sono a palazzo e quelli che invece lavorano. E ci guardiamo tutti, persone di buona volontà, e ognuno ci mette quello che ha. E allora forse questa fiera sarà migliore, e glielo auguro. Grazie.